Venga tutto. Venga. Disponibile a comprendere questo, e chi fa polemiche pretestuose, che sono evidenti a tutti che sono pretestuose, ecco, sappia che avrà tempo per dover insomma, essere richiamato a quello che ha fatto in questo periodo. Ci sono nomi e cognomi, abbiamo segnato tutto. Sappiate che seguiamo giorno per giorno tutto quello che viene scritto, scrivete pure, fate pure le vostre campagne, propagande politiche veramente strumentali e pessime, devo dire in certi casi, anche come buon gusto, eccetera. Noi non rispondiamo, continuiamo a amministrare la nostra città, lo facciamo con tutto quello che possiamo, con la generosità di cui sono io e tutti i nostri collaboratori e tutta l'amministrazione siamo capaci. Ecco, per il resto parleremo un'altra volta. Per il momento continuiamo a essere appunto sul pezzo per continuare ad amministrare meglio che possiamo. Sicuramente non facciamo le conventicole, sicuramente non si va più ad aiutare l'amico che ha il numero di cellulare, per cui io sono disponibile e per cui i soldi devono passare tramite attività politiche. No, deve essere tutto dato in maniera trasparente, tecnica e legato realmente a bisogni reali e anche comprendendo le necessità delle persone. È ora di finirla col sistema partitico degli amici o delle conventicole varie. Questo progetto, da questo momento riparte anche il futuro della città. Il momento dove il Covid tende a creare una grande crisi a tutti i livelli, questa amministrazione invece pensa già al futuro. Pensa che prima o poi questo finirà e dobbiamo essere pronti a rilanciare il territorio ma anche l'economia della nostra città. Il gruppo Ali ha già presentato a settembre dell'anno scorso questo master plan, questo plastico, dove non si limita solo a far vedere l'area dove si svilupperà l'intero progetto, ma vuol far capire all'amministrazione e alla cittadinanza come si inserisce questo progetto anche con le aree vicine. Come già sappiamo, l'amministrazione Brugnaro ha provveduto di recente alla delibera per la realizzazione del parco fluviale del Marzenego. Il Marzenego che diventa un fiume che confina ed è proprio prossimo all'area dove si svilupperà questo progetto. Tutto l'insieme diventa uno spazio molto importante e molto interessante e questo piano dovrà prevedere tutte queste dinamiche. È un compendio di 43.000 metri quadri, poco più di 4 ettari, e prevede la riconsegna degli immobili dal punto di vista patrimoniale all'amministrazione pubblica, ma soprattutto degli spazi all'aperto. Soprattutto la proprietà hanno confermato la loro volontà di realizzare questo intervento e detto in un momento non qualsiasi, ma di una crisi come quella che stiamo vivendo oggi, questo tipo di impegno vale ancora molto di più. Abbiamo continuato a lavorare nonostante il periodo di oggettiva difficoltà del Covid ad approfondire il progetto e anche in tutta quell'attività necessaria di conoscenza delle strutture esistenti, in particolar modo di padiglioni,
del ex distretto sanitario, del Cecchini, del Pozzane, del De Zottis, svolgendo anche un'importante attività di messa in sicurezza delle strutture, in quanto abbiamo riscontrato come per esempio i tetti fossero collabenti a causa delle continue infiltrazioni avute per gli anni di degrado e di abbandono dell'area, svolgendo tutto un rilievo di dettaglio laser scanner che ci permetterà di avere quindi una cognizione molto approfondita del patrimonio edilizio. Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi non sapevano. Accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva ma non si è preoccupata. Questa è stata la frase che ci ha ispirato per la creazione di questo mondo virtuale. L'accesso all'area del nostro progetto è stata pensata da 3 punti diversi. Dal vecchio ponte di Castelvecchio, ristrutturato e reso agibile, da via Circonvallazione, resa pedonale e servita solo da un tram scambiatore, e dal museo, vecchio accesso dell'ospedale ed edificio più antico. Entriamo dal museo. Il museo è stato ideato con un design moderno, seguendo l'involucro del vecchio edificio. Il museo della città di Mestre è stato pensato per valorizzare tutti i reperti archeologici che nell'ipotesi di scavi per la realizzazione dell'intera area sarebbero rinvenuti. Questa è la zona più antica di Mestre. Le finestre sono numerose e servono per rendere l'ambiente luminoso e per sprecare meno energia possibile. Usciti dal museo ci troviamo davanti a una serie di percorsi pedonali, ognuno con un colore diverso. Ogni colore corrisponde al percorso verso una diversa destinazione. I percorsi sono illuminati da lampioni composti da lattine riciclate e sono alimentati attraverso pannelli solari. Ogni percorso è stato realizzato pensando al passaggio delle persone con tutti i tipi di mobilità. Al centro di tutta l'area, all'incrocio di tutti i percorsi, abbiamo immaginato una fontana, realizzata con un sistema di riciclo dell'acqua per evitare sprechi. Il supermercato è stato recuperato da un padiglione dell'ospedale. Il nuovo tetto giardino ha un orto che garantisce alimenti freschi a chilometro zero al supermercato, evitando di inquinare con il trasporto delle merci e per valorizzare la produzione e l'acquisto di prodotti del territorio. All'interno del supermercato, infatti, è anche presente un'area dedicata alla conoscenza dei prodotti tipici del Veneto, che dà l'opportunità ai turisti e ai cittadini di conoscere meglio i nostri alimenti locali. Seguendo il percorso verde giungiamo al centro polifunzionale, una struttura recuperata dall'edificio originale e pensata come area dedicata allo svago. Al piano terra troviamo uno spazio dove poter dipingere liberamente e mettere in mostra i propri manufatti. Al piano superiore ci sono negozi che vendono oggetti, mobili, abbigliamento di seconda mano a cui è stata data nuova vita. Sono presenti un centro per fare musica dove i cittadini possono ritrovarsi per suonare liberamente ed organizzare concerti. All'esterno dell'edificio troviamo un orto ed un giardino per cittadini che vorranno prendersene cura e raccoglierne i frutti. Proseguendo per il percorso viola, arriviamo davanti ad un edificio composto da 2 strutture differenti, la biblioteca e il ristorante. Nel piano inferiore la biblioteca ha una sala lettura completamente vetrata immersa nella natura. Il pavimento è fatto d'erba e sono a disposizione dei lettori dei tappetini su cui stendersi comodamente per leggere un libro preso in prestito. All'esterno dell'edificio è presente un ascensore che ci porta al piano del ristorante, un luogo in cui mangiare cibo sano e a chilometro zero. All'esterno ci sono un orto e una fattoria che riforniscono il ristorante. L'area di svago all'aperto è dedicata anche allo sport. Sono presenti bocce, parkour, campo da calcio e basket, uno skate park e una zona allenamento. La passeggiata lungo il fiume Marzenego è valorizzata dalla presenza di chioschi all'aperto e da un'area dedicata alla salvaguardia delle api. Nella bolla di vetro a ridosso del fiume c'è una casa delle api. Questi insetti fungeranno anche da sentinella sulla qualità dell'aria, rilevando attraverso l'analisi delle proprietà del miele prodotto la quantità di smog presente nell'atmosfera. Questo è il mondo che vorremmo, costruito seguendo i nostri desideri, pur rispettando l'ambiente. È il nostro mondo, prendiamocene cura.
Comune ha la possibilità attualmente finanziaria di poter intervenire ed acquistare l'area. Se il Comune acquistasse l'area, sicuramente i progetti per il recupero del bene, diciamo, collettivo dell'area dell'ex ospedale sarebbe sicuramente possibile, nel senso che un acquisto da parte di un privato che naturalmente fa il mestiere di imprenditore e deve guadagnare degli utili potrebbe portare ad acquisto da parte di grande distribuzione oppure nel settore ancora turistico alberghiero, senza una visione d'insieme e ignorando il fatto che quell'area ha anche una valenza storica per Mestre. Il primo nucleo fondativo di Mestre del Castelvecchio, del cosiddetto Castelvecchio, è dell'XI secolo. Questo non credo sia un dettaglio, perché comunque una città ha bisogno anche di capire che i luoghi hanno una storia, una memoria e un'identità collettiva. Ancora oggi c'è il vecchio ponte di Castelvecchio che collegava l'area diciamo del Marzenego col centro della città. Ed è un costrutto di pregio che andrebbe recuperato. I vecchi padiglioni sono quelli del primo Novecento, l'ospedale è stato inaugurato nel 1906, eravamo ancora nel comune di Mestre, Mestre era ancora comune, ed è stato creato con la sottoscrizione, si parlava prima con Girotto, curiosità storiche, con la sottoscrizione di alcune famiglie, diciamo, benestanti, notabili della città, che hanno integrato la somma iniziale di 30.000 lire. È chiaro che l'ipotesi di acquisizione potrebbe far attivare subito l'iniziativa di affidare i padiglioni ad alcune delle centinaia di associazioni che ci sono anche a Mestre in terraferma, per poter ridare vita a quella zona che oggi è morta e vive solo perché qualcuno ci va a parcheggiare e qualcun altro gli chiede qualcosa per vivere. Quindi questa cosa, e dobbiamo dire, e concludo, che l'iniziativa che è stata stroncata, che avevano fatto i ragazzi del Loco, non è certo un approccio metodologico corretto, secondo me. Grazie. C'è una proposta fatta dai comitati, dalle associazioni, che sia il comune che lo ricompri questo territorio, che torni ad essere pubblico e che su questo si faccia poi un ragionamento non solo di parco ma anche dei servizi, e che ci sono un sacco di
ci sono 3 edifici vincolati, insomma si può fare molti ragionamenti, è stato già fatto la proposta di spostare lì la scuola che era il Parco Ponci, insomma il ragionamento è appena iniziato, io adesso non voglio esaurirlo, ma solo per dire che cosa stiamo facendo oggi. Adesso ci sono 3 padiglioni che sono stati bloccati dalla sovrintendenza. Uno è il primo che è stato costruito, che è del 1910, il secondo che è quello praticamente messo dritto così verso la chiesetta, per capirsi. Il padiglione mi pare che si chiami Pozzan, che è il nome del primo primario che è stato dell'ospedale. Poi il secondo padiglione è quello in cui c'era il vecchio ingresso, non so se vi ricordate, di ospedale qua dietro, quello è il secondo, e il terzo è quello invece lungo il Marzenego, che è stato fatto nel 1925, di cui l'altro giorno ha pubblicato una bella foto Giorgio Sarto, no? Perché si potrebbe recuperare. Allora qua signori, cerchiamo di darci, non so anch'io, facciamo firme, protestiamo, non so, facciamo qualcosa, perché non sappiamo più cosa fare, insomma, rispetto a questo, perché tutto è fermo, poi un domani rischiamo di trovarci con una cosa già fatta. Allora bisogna pensarci bene, perché lì sotto evidentemente qualcosa può ancora esserci, e sicuramente c'è, perché qualcuno l'ha anche vista, per cui se ci si andasse con un po' di cura a vedere potrebbe venire fuori anche qualcosa di interessante, visto che Mestre non ha moltissime testimonianze storiche. C'è la possibilità di fare una zona a parco, no, al di là di fare chissà quante torri, ecco, però insomma proviamo a vedere se facciamo meno cemento in questa città. Questa città, per la sua piccola storia che aveva, anche importante, è stata distrutta dal cemento. C'è una storia che non a caso ha posto poi il vincolo su questi 3 padiglioni, che vedendoli così disadorni possono sembrare anche brutti dal punto di vista architettonico. Abbiamo di fronte un'amministrazione comunale che rifiuta ogni dialogo per le istanze dei cittadini, non vuole mediazioni, non vuole dialogo, e quindi noi cerchiamo di dare una risposta anche politica dal punto di vista in senso lato, come cittadini, come comitato, a questa modalità autoritaria della nostra amministrazione Brugnaro. C'è qui con me Davide Ravagnan di Insieme per Venezia e Terraferma, che parlerà appunto dell'istanza dell'ex orto botanico. Facciamo il punto della situazione questa sera. Io inizio dicendo che dopo la passeggiata che abbiamo fatto il 7 di maggio, che è stata molto partecipata, c'è stata una risposta dell'amministrazione Brugnaro per bocca dell'assessore al turismo Paola Mar. È uscito un articolo di giornale il giorno dopo che vorrei leggervi. Allora, leggo l'articolo. Il comune non comprerà l'area dell'ex ospedale. L'ex Umberto I appartiene alle banche e noi come amministrazione non siamo affatto d'accordo con l'idea di acquistarlo. Mica siamo sviluppatori di aree. Taglia corto l'assessore al turismo Paola Mar per bocciare l'idea lanciata dal comitato Umberto I nella passeggiata di protesta di martedì pomeriggio in centro a Mestre. Impensabile che il comune compri quelle aree. Noi piuttosto siamo per collaborare, per facilitare l'attività dei privati. Ma, ripeto, dobbiamo stare attenti alle varianti che vengono promesse dall'assessore di turno ai privati rispetto al piano regolatore vigente, e dobbiamo sì controllare che l'interesse sia effettivamente un interesse pubblico e non un interesse privato.
soprattutto il Consiglio Comunale non ne ha mai discusso. Primo ne discute il Consiglio Comunale. Sappiamo che molti consiglieri sono proprio con noi, perché ormai la cifra è assolutamente abbordabile. Il bilancio del Consiglio del Comune di Venezia prevede spese di 20 milioni di euro su questo tipo di interventi. Quindi l'area in questo momento è valutata, come diceva Monica, a 15 milioni di euro. Per cui è alla portata del Comune, anche poi un investimento tale perché il Comune in questo momento ha a disposizione di bandi europei, fondo periferie e anche bandi regionali per cui ha la disponibilità economica per investire sull'area. Oggi si chiude a mezzogiorno. Siamo qui apposta, dalle 11 alle 12 la curatrice fallimentare attende le offerte. Queste offerte di acquisto sono su un bene appunto svalutato 15 milioni di euro a fronte di un valore di bene comune molto superiore. Ovviamente siamo qui per attenzionare, per vedere, insomma, per dire che ci siamo. È lo studio della curatrice fallimentare, studio Candiotto, che sta curando appunto la procedura fallimentare. Agitiamoci! Allora, noi innanzitutto chiediamo che il Comune, visto che il bene è svalutato a 15 milioni e che ha le capacità economiche per poterlo fare, acquisisca l'area che è il cuore della città, proprio per rispettare il suo valore di area fondativa di Mestre. Questo noi chiediamo, che il Comune acquisti l'area e che faccia un'opera di riqualificazione e che restituisca perlomeno i padiglioni pubblici agli usi pubblici e all'interesse pubblico. È importante, questi 5 ettari sono al centro della città, a fianco a Piazza Ferretto. È un verde fondamentale perché collega da Piazzale Olimpia, dove ci sarà la stazione principale della metropolitana di superficie, Piazza Ferretto fino a Piazza Barche. Deve essere una striscia orizzontale che fa di nuovo Mestre bella, si può cambiare la città. Buonasera a tutti. Adesso dal passato, dai segni del come eravamo, proviamo a cominciare a pensare a come potremmo essere, che è il solito, eterno, grosso problema di Mestre. Se mi lasciate dire 2 parole prima di dare la parola a Giorgio Sarto, ci riflettevo, no, sulle questioni sentimentali legate all'ex Umberto I. Io insomma, quest'anno festeggio 30 anni di professione e ne ho passati 11 a raccontare l'ex Umberto I. Fatemi un po' di conti. Ex Umberto I, che l'ho visto quando era ospedale in attività, luogo di cura, di salute, di nascite di bambini, di morti, di vita, di speranze anche no. E poi l'ho visto andare giù, demolito nel 2008, giugno 2008 è iniziata la demolizione, che è stata anche abbastanza veloce. Dopodiché c'è stato il nulla. C'è stato il nulla perché di mezzo, ricordatevi le date, 2008, è cominciata la gravissima crisi economica e quindi quella grande bolla dell'economia e anche dell'edilizia è completamente saltata e Mestre è per questo, per la vicenda ex Umberto I, anche emblematica di una gestione nazionale e internazionale, di come si cura l'edilizia, di come si investe in questi settori. Quei 200.000 metri cubi, io qualche mese fa ho sentito il socio di minoranza della defunta DNG, che era la società che aveva acquisito l'area dell'ex Umberto I dall'azienda sanitaria ex 12, ora Serenissima, perché dovete ricordare anche che i 52 milioni della vendita all'epoca dell'area dell'ex Umberto I sono serviti per l'operazione dell'ospedale dell'Angelo, che è un progetto di finanza e che continueremo a pagare come cittadini per chissà quanti decenni. Però quei 52 milioni non sono entrati nelle casse del comune, non sono andati all'azienda sanitaria per l'operazione nuovo ospedale a Zerarino.
quella situazione ha prodotto una desertificazione di una zona importante della città che viveva, commercianti che se ne sono andati, farmacie che tengono aperto con grossissima difficoltà, e ha creato una sorta di vuoto a 500 metri dalla piazza, e quella società non è mai riuscita, nonostante le varianti anche favorevoli, estremamente favorevoli, concesse dalle giunte precedenti, che erano di serie opposta a quella attuale, non è bastato a far andare in porto quell'operazione. Vi dicevo, poi finisco, parlando con il socio di minoranza di quell'operazione, che mi diceva: se noi avessimo costruito 200.000 metri cubi, perché erano questi i valori in gioco, delle 3 torri, le 3 principesse come le chiamavano, alte fino a 100 metri di altezza, noi avremmo distrutto Mestre. Okay? Quindi vi basti questo, non serve essere degli esperti, qui ci sono fior di esperti, non serve essere degli esperti che conoscono perfettamente norme e cavilli per capire che le questioni urbanistiche sono strategiche nel costruire le città. Okay? Seconda questione, oggi abbiamo approvato dal Consiglio Comunale, dopo un lungo lavoro, un regolamento dei beni comuni, che per esempio secondo me, a mio avviso, calza con una vicenda come quella dell'ex Umberto I, perché come diceva prima Monica, c'è una parte su cui ovviamente i privati hanno anche, diciamo, la libertà, siamo in un paese che concede anche dei diritti e una libertà di impresa, ci mancherebbe anche questo, però ci sono delle parti che devono tornare pubbliche, e sono i padiglioni che mostrava prima Sergio Barizza. Quei padiglioni più 14.000 metri quadri di verde devono tornare a essere pubblici con gestione pubblica. Cosa ci facciamo? Allora, sarebbe bello che da questo incontro, e là lancio la prima idea, uscissero delle idee pratiche di trasformazione dell'area, comprendendo che stiamo parlando di uno spazio che è in parte privato, quindi non è nostro, ed è invece in parte pubblico, quindi è anche mio, di Monica, di Giorgio Sarto. Allora l'associazione che dico va bene il commercio, ma dobbiamo forse anche assumere la sfida di costruire e di inventare un impianto di volumi e di organizzazione e di funzioni di commercio che sia degno di essere centro città e che si rivolga all'intera area e ai suoi utenti, forse anche ai turisti. Secondo me, io a questo punto, noi abbiamo sviscerato anche bene il problema, cioè noi altri sì, hanno sviscerato bene il problema, ma dovremmo renderlo anche pubblico. Alle persone, dire quell'area avrebbe potuto essere così, un grande polmone verde al centro della città, parlare del discorso del parco del Marzenego che dovrebbe attraversare tutta, diciamo, la nostra città e quindi offrire proprio spazi di vita, polmone verde, ossigeno, perché la nostra città è fortemente inquinata, e andare a diffondere queste cose tra la popolazione con delle anche piccole manifestazioni, attività, quello che volete, quello che si riterrà opportuno di poter fare. Sì, però facciamo così, le sbollentiamo, poi le mettiamo in ghiaccio. Io vivo vicino a ricordo solo Vai.
Ciao a tutti, siamo qui presso il nostro amico Ali che ha acquistato l'area ex Umberto I. Noi del comitato abbiamo cercato più volte un contatto con l'amico proprietario, di cui ovviamente non possiamo mettere in discussione il diritto di acquisto. Oggi abbiamo fatto un presidio però di vigilanza insieme ai quartieri in movimento e ai ragazzi del collettivo Loco. Sappiamo che il proprietario è entrato nell'area, anzi abbiamo monitorato con una staffetta fotografica tutti i movimenti di sfalcio che legittimamente il proprietario sta facendo all'interno dell'area, ma siamo qui con questo presidio per dare una testimonianza di vigilanza, soprattutto vigilanza, perché questa vicenda segue dei percorsi che noi non capiamo, che la cittadinanza non capisce. Il signor Brugnaro non si capisce se in qualità di sindaco o in qualità di amico imprenditore, di cui Ali è sponsor di Humana Reyer, sappiamo che i due hanno dei rapporti economici molto stretti, applaude alle attività il sindaco applaude all'attività di Ali. Ali però non ha presentato un progetto di quello che vuole fare. Noi non sappiamo ancora che ne sarà, per esempio, dei vecchi padiglioni storici che avrebbero dovuto essere acquisiti dall'amministrazione comunale già nel 2014, che hanno subito un deprezzamento notevole, nonché un danno erariale, visto che ora sono in rovina, e che certamente hanno contribuito a deprezzare l'area che è stata acquistata ad un prezzo molto basso, guarda caso, dall'amico imprenditore Ali. Questa è una città che purtroppo ha subito tante di quelle ignominie edilizie, cementizie e quant'altro, che purtroppo le sue, come possiamo dire, le sue testimonianze storiche sono andate, o alcune sono sottoterra e speriamo che magari scavando qua venga fuori qualcosa, altre sono proprio sparite, distrutte. E io credo che, anche se non siamo in molti, ma che noi cittadini dobbiamo mettersi in testa invece questo discorso, che dobbiamo fare in modo che le cose, non solo le carte, con Gaetano parlavamo che a volta di fare una casa della memoria con le carte e le foto di Mestre, pensa, già passati 30 anni, ecco, non solo le carte, ma le cose, i palazzi, le ville, i pezzi di mura che ci sono in giro, ecco, dobbiamo avere la cura proprio di queste cose e non possiamo permetterci più che queste cose restino abbandonate. Guardate questo che era l'ingresso all'ospedale, con questo avancorpo, le colonne che adesso sono murate. È un'architettura dignitosa ed era lunghissima. Cosa è successo dopo il concorso e dopo l'acquisto dell'area per 52 milioni di euro? Che la società che doveva qui fare i famosi grattacieli, di cui uno nel bel mezzo della parte storica, un grattacielo in mezzo là, altri due fuori verso via Circonvallazione, è successo che si sono sognati di tagliare le ali di questo edificio. Vedete lì, se voi guardate il fianco, se voi guardate il fianco, i due fianchi, vedete che sono tagliati. Allora, dovevano ancora cominciare qualsiasi lavoro. Stavano facendo una cubatura enorme che non reggeva, tant'è che sono falliti su questo, no? Perché avevano una quantità di cose che sarebbero rimaste invendute e si mettono a rosicchiare la parte storica. Questo è un vizio che a Mestre si ripete periodicamente, no? Ed è un vizio terrificante che altre città nel mondo e in Italia hanno superato da gran tempo.
tengo a dire che non siamo qui a fare una lezione, anzi vi invito a interromperci in maniera spontanea, alzando la mano naturalmente, uno alla volta, e cerchiamo anche di dialogare insieme, cioè non abbiamo intenzione di venire qua e fare una lezione, ci interessa molto sentire il vostro parere, le vostre impressioni su questa cosa che avete affrontato, che è un bellissimo argomento, e siamo molto interessati a sapere che cosa ne pensate. Va bene? Facciamo così allora. Adesso partirà Sergio Barizza, che è uno storico, e vi propone queste immagini. Sarebbero dovuti essere anche utilizzati, no? Per pensare il futuro, perché se una città si evolve e alcuni elementi rimangono è perché rappresentano anche un'importanza. E quindi quando parliamo di quest'area io non vedo solo come urbanista la sua importanza da un punto di vista storico, che non sottovaluto, ma per me quest'area ha anche una grande importanza sociale. Cioè come urbanista, anche se queste cose non avessero questa importanza storica, quest'area è cruciale per me. Questa era l'entrata, vedi? Vedi che si vedono le colonne? Vedi che si vedono le colonne? Una, due, sono... Sì, dietro, sì. Loro sono gli illuminati. Nell'ospedale, no? C'è Patrizia, anche voi ragazzi potete dire qualcosa. Patrizia. Mia nonna, che mi ricordo che qua stava sempre da 15-16 anni, mi ha raccontato dell'ospedale vecchio, che è stata ricoverata anche lei qua. Perché è una storia che di famiglia in famiglia comunque la cittadinanza è passata di qua. Se tu pensi che è stato inaugurato nel 1906, esatto. 1906, se adesso siamo nel 2020, sono 114 anni. Allora ragazzi, posso avere la vostra attenzione per l'ultima tappa? L'ultima tappa del nostro giro, ragazzi. Dopo Sergio ci spiegherà bene anche questo, però voi vedete che questo ponte è il famoso ponte di Castelvecchio che vedevamo dall'altra parte, dalla rete del parcheggio. Allora, vedete che c'è tutto questo muro di edera davanti? Vedete? Allora, questa edera ha preso possesso, diciamo, della struttura di questo ponte. Parla di qua se non si sente. Sì, scusate. Allora, questa edera ha preso possesso, diciamo, ormai di tutta la struttura di questo ponte. Questo ponte è molto antico. Se voi però usate l'immaginazione, vedete che dietro l'edera ci sono due colonne, le vedete? Si vedono nella le foto. Vedete? Nella foto che vi ho dato si vedono. Esatto, queste due colonne, vieni qua, contengono un cancello. Come diceva Sergio prima, questo cancello era una specie di porta, diciamo, possiamo dire, no Sergio? Sì. Era una specie di porta, perché dalla via Castelvecchio, che vedete questo muro, questo qui, che era l'antica via che andava dal Terraglio, si entrava dentro la città. 1, 2, 3. Non rompete Perché questo sito è di interesse? Questo sito è di interesse per tre forti motivazioni. Una motivazione ambientale. Dobbiamo considerare che si sporge, si affaccia sul rame delle Beccarie del Marzenego e sul lato ovest c'è la circonvallazione, ma subito al di là della circonvallazione c'è il ramo delle Muneghe del Marzenego. C'è un'area verde e quindi con tutto il discorso della salvaguardia del Marzenego a questo parco fluviale che sembra adesso sia
entrato negli interessi del sindaco. C'è un'area verde centrale, non è grande ma è interessante, considerando che siamo in una marmellata urbanistica dove il verde in centro città è ridotto al lumicino, va sicuramente preservato. Una motivazione storica: i vecchi padiglioni dell'ospedale che abbiamo detto del primo Novecento, quindi XX secolo, la chiesetta sempre del Novecento, perché è una costruzione ex novo rispetto a una vecchia chiesetta che c'era, che è stata abbattuta, e la casa delle suore, che ho messo XX secolo, ma in realtà poi vedremo che è un XX secolo falso, ma lo vedremo successivamente. Dal punto di vista archeologico, il terzo motivo di interesse, perché questo era il sito dell'antico castrum di età imperiale, costruito fra il I e il IV secolo d.C. Successivamente il sito del Castelvecchio, di cui abbiamo molte testimonianze storiche, anche se in realtà poca cartografia, poche immagini, anzi praticamente niente. Il sito del monastero di San Salvador, che è succeduto al Castelvecchio quando il Castelvecchio è stato abbandonato nel 400, e dell'oratorio di San Girolamo, appunto quello che vi ho detto, la chiesetta di cui vi ho citato prima, e quindi del XV secolo. Quindi abbiamo molte motivazioni perché si ponga attenzione a quest'area, a come viene trattato, a cosa ci viene fatto sopra. C'è una notazione da fare. Prima della chiusura dell'ospedale, del trasferimento della struttura, si avvicendavano su quell'area circa 6.000 persone al giorno, tra pazienti, familiari in visita, medici, fornitori, personale di servizio. Questo è un dato che era emerso. Quindi l'ospedale muoveva in un anno circa 2 milioni di persone che sono scomparse insieme all'ospedale. Ne beneficiavano indirettamente le attività circostanti, da via Piave, l'asta fino a Circonvallazione, fino a Piazza Ferretto. Questo mancato cambiamento è venuto nel periodo di peggiore crisi economica, fra l'altro, perché l'ospedale fu chiuso del tutto nel 2008 e la paralisi che ne è seguita non è più stata fino ad oggi riempita, ma solo in minima parte compensata dall'attrattività del multisala al Candiani, che è stato realizzato poi verso la fine del primo decennio, 10 anni fa. Benvenuti a tutti. Sono Monica Coin, portavoce del comitato ex Umberto I Bene Comune. Bene comune perché noi abbiamo sempre cercato di mantenere alta l'attenzione rispetto a questa area di 4 ettari che, ricordiamo, è un'area molto importante dal punto di vista storico per la nostra città di Mestre. È una città nel cuore di Mestre, ma anche nel cuore dei mestrini. Stiamo parlando dell'area del Castelvecchio, che conteneva il primo sito fondativo della nostra città. Inoltre il vecchio ospedale, di cui abbiamo ancora oggi i padiglioni, anche se in cattivo stato naturalmente, come potete vedere e come vedremo anche più tardi, rappresentano una tappa importante per la nostra città, in quanto nei primi del Novecento, l'ospedale è stato inaugurato nel 1906, la città ha avuto un grosso sviluppo demografico, la città di Mestre, e il comune di Mestre fece un grosso sforzo anche nella società civile proprio per fondare questo ospedale, che era un ospedale di mandamento. Era un ospedale di mandamento che serviva anche i territori circostanti. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Bardelle del Comitato Umberto I. Siamo stati incaricati di leggere un comunicato di Antonio Sabadin e Luca Petenò per via Circonvallazione Parla.
Oggi ci troviamo qui ancora una volta per alzare alto il nostro grido di rabbia e di dolore per uno stupro perpetrato da 12 anni ai danni della nostra città e che tuttora perdura. Uno stupro ad opera di chi, che per convenienza economica o politica non si è fatto scrupolo di consegnare quest'area all'abbandono e al degrado. Purtroppo ciò è stato reso possibile anche dal colpevole silenzio dell'indifferenza della maggior parte della cittadinanza, che ben poco orgoglio e affetto ha manifestato nei confronti della sua città. Ora noi siamo diversi per sensibilità e idee riguardo il destino di questa area, martoriata, ma un elemento comune dovrebbe unirci, ossia il diritto alla verità. Verità che è stata la grande assente in tutti questi anni, durante i quali mezze figure ci hanno blandito con promesse puntualmente disattese, cosa che sta succedendo tuttora con la nuova proprietà e con l'attuale amministrazione comunale. Noi di questa verità abbiamo diritto perché da essa dipenderanno le scelte che faremo per le nostre vite dei prossimi anni. Cosa vuol fare realmente l'attuale proprietà, inerte ormai da 2 anni? Dove sono i reali progetti dettagliati nei particolari e nella tempistica? Quali sono le vere intenzioni del Comune? Certo, non si può credere che un semplice plastico realizzato ad uso propagandistico sia una risposta adeguata. Solo dopo una risposta puntuale e credibile saremo in grado di valutare, condividere o contestare anche duramente, ma ci serve la verità. Antonio Sabadin e Luca Pettenò per Circonvallazione Parla. Ora la parola a Maria Laura Faccini. Buongiorno, in questo momento io parlo proprio per commercianti e vorrei sottolineare che moltissimi non sono qui ma ci hanno mandato testimonianze di vicinanza, di simpatia, dicendo che sono con noi questa mattina ma naturalmente devono lavorare e quindi sono ampiamente giustificati. Io leggerò, non come comitato ma proprio come comitato progetto comune ma come rappresentante di questi commercianti, un intervento che ha mandato Deborah Esposti, che è una commerciante imprenditrice di vecchia data, diciamo così, di un grande negozio che c'è qui a Mestre. A titolo personale, ma dando voce al pensiero di molti colleghi commercianti, sostengo con forza nell'ambito di questo presidio le richieste del comitato ex Umberto I, cui si sono aggiunte quelle di tante associazioni mestrine sempre più preoccupate per il degrado e la desertificazione di questa grande area nel cuore della nostra città e che si protrae da 13 interminabili anni, senza che arrivi una svolta decisiva né alcun coinvolgimento della cittadinanza. I danni urbanistici perpetrati nel passato in questa città non sono mai stati colpa di nessuno se non degli eventi, del momento storico, della crisi economica. Ritengo invece l'oggi il risultato delle scelte operate ieri, a seconda che lo sguardo di chi doveva vigilare sia stato attento e lungimirante oppure distratto e connivente. Perché anche il non fare è una scelta ed è forse la più grave perché delega ad altri le proprie responsabilità mentre si finge di non vedere. Lo stato di degrado e il senso di abbandono che si respira in questa parte del centro e al quale rischiamo di abituarci tanto come cittadini che come operatori commerciali deve essere iscritto a pieno titolo tra le priorità di questa amministrazione che tutti ci rappresenta e che invece sembra, con l'acquisizione del lotto da parte della famiglia Cannella, sentire con essa esaurito il proprio compito. Ed è altresì importante che l'amministrazione accolga e valuti finalmente la fattibilità delle molte proposte presentate per la riqualificazione e il riutilizzo dei 3 padiglioni storici prima che crollino definitivamente e che tanto possono offrire a noi tutti in termini di servizi, cultura e aggregazione, che automaticamente si trasformano in qualità della vita e quindi risorsa economica. Da qui l'appello, il mio, affinché l'amministrazione in carica ma anche le associazioni di categoria si attivino e si facciano carico di questo annoso problema, facendosi portavoce e interpreti delle legittime istanze di quanti, cittadini e operatori economici, rappresentano, operando congiuntamente per sollecitare la presentazione del progetto alla cittadinanza e la sua realizzazione in tempi più rapidi possibili. La città non può più attendere. Deborah Esposti. Io aggiungo solo una cosa, che
come diceva Monica Coin, oggi proprio c'è l'articolo in cui il vicepresidente di Ali, Canella, dice che stanno andando avanti, e questo lo possiamo anche immaginare, perché una società che deve naturalmente macinare utili, chiaramente deve andare avanti con il lavoro, e quindi siamo sicuri che il loro lavoro non si sia mai fermato. Però diciamo che il significato così importante che ha questo posto per noi mestrini, quindi nel nostro cuore e nei nostri pensieri, e anche le promesse che aveva fatto di coinvolgimento della cittadinanza, porterebbero a richiedere un coinvolgimento proprio della cittadinanza, perché a parte il fatto che tutti noi possiamo essere potenziali clienti del supermercato, e già questo potrebbe essere un motivo di coinvolgimento, ma noi che in moltissimi siamo nati qua, e quindi possiamo anche interpretare bene quello che la cittadinanza vuole, quello che si potrebbe fare e così via, e diciamo che insomma noi sollecitiamo anche un coinvolgimento diretto della cittadinanza. Ciao. Buongiorno a tutti. Io arrivo da Viale San Marco, abito lì, che è uno degli ultimi fronti aperti in città, diciamo, dall'amministrazione. Noi come buchi ci difendiamo abbastanza bene, ne abbiamo due almeno. Uno in realtà non è un buco, ma è percepito tale dagli amministratori, e quindi occorre riempirlo di qualcosa, perché adesso è un'area verde abbandonata, ex campo da calcio del Real San Marco, e quindi occorre riempirlo in qualche modo. L'altro è un buco urbano vero e proprio, ed è l'area ex Enel di via Sansovino. Il cantiere è fermo dal 2012, quindi tra qualche giorno noi festeggeremo i 10 anni di cantiere fermo. E come qui, come l'area dell'ex Umberto I, ha a che fare con curatele fallimentari, concordati preventivi, tutte procedure fallimentari che dimostrano come in realtà il metodo di questa amministrazione sia in realtà poco felice, cioè non basta soltanto che un imprenditore venga con un progetto e con i soldi, perché poi succedono questi buchi. Questo buco è fermo da un sacco di anni, quel buco di via Sansovino è fermo ugualmente da almeno 10 anni. Ecco perché? Perché in realtà si è pensata una cosa, gli amministratori hanno dato varianti, hanno dato un sacco di cubatura, e tra l'altro abbiamo un sacco di cubatura ancora inesplosa nel PRG, perché ce n'è ancora tantissima in giro per le aree. Via Ulloa è stato detto, sul binario 1 abbiamo i 2 hotel Prossimi Venturi da 14.000 metri quadri l'uno, 100 metri di altezza, ecco, sono bombe inesplose. Via Torino, le 2 aree dell'Italgas, l'ex MOF, anche lì la cubatura c'è già. Il parco che attendono i cittadini di Altobello è in forse, quello è indubbio. Ecco, io quindi a proposito della capitale della sostenibilità di cui diceva Roberto, noi dobbiamo su questo battere. Noi abbiamo un'amministrazione che ci ha portato ad avere questi primati: capitale dello spaccio, come diceva prima Michele, capitale veneta dell'inquinamento, forse di tutta la pianura padana, capitale del degrado urbanistico, capitale dei supermercati e degli ipermercati e centri commerciali. Quindi siamo degradopoli. Non parliamo poi di Venezia, che è già stato detto ampiamente come vivono i poveri 50.000 indiani rimasti. Questa è degradopoli, e dobbiamo attribuire le responsabilità a questa amministrazione per quello che sta facendo. Noi dobbiamo già lavorare a livelli più alti, secondo me. Intanto, per quello che abbiamo visto in Viale San Marco, piano piano, anche se la gente è diffidente, coinvolgere i residenti. Bisogna parlare con i residenti, anche se è un durissimo lavoro, perché molte persone non percepiscono neanche lontanamente che cos'è l'urbanistica, come funziona e quali effetti può avere.
Perché l'altro giorno lo stavo dicendo a delle persone anziane che vivono nei condomini lì di via Sansovino, gli ho detto: guardate che anche se puliamo, facciamo pulire l'area di via Sansovino che è piena di rifiuti, ci sono un 30-40 persone che occupano, anche qualche delinquente oltre che gli homeless, ma non risolviamo la vostra situazione. Sì, forse per una settimana o due, ma occorre avere una visione più ampia di quello che è l'urbanistica. E il Covid, se una cosa ci ha insegnato, è che dobbiamo avere più spazi pubblici e presumibilmente molti più spazi all'aperto, quindi molte più aree pubbliche, e abbiamo bisogno di verde, di alberi in centro. Il bosco è bello, in periferia, a Mestre, a Favaro, dove l'abbiamo realizzato, grazie alle amministrazioni che l'hanno realizzato per fortuna, ma abbiamo bisogno di tanti alberi anche in centro. Quindi grazie a tutti. Ciao a tutti, siamo qui all'interno dell'area dell'ex Umberto I, all'interno dei vecchi giardini e all'interno anche dei padiglioni che sono rimasti ancora in piedi del vecchio ospedale. È un'area molto particolare questa, perché racchiude proprio la zona verde che potrebbe essere aperta alla città, ma non solo. L'area dell'ex Umberto I ha avuto molte ere storiche, diciamo. La parte storica, diciamo, più interessante è che potrebbe essere considerata la fondazione della città di Mestre con il Castelvecchio. Il castello di Mestre, il primo castello di Mestre, il Castelvecchio, è stato eretto nell'XI secolo, ma si presume che anche prima di questa storia ci fosse anche un castrum romano, non ci sono le prove, però comunque una storia antica, e sicuramente anche un cambio dei cavalli, mutatio ad nonum, si diceva, no? Un cambio dei cavalli a 9 miglia da Altino. Quindi una storia molto molto antica. Abbiamo degli ingredienti ambientali, perché abbiamo un'area verde importante, una zona umida con il Marzenego, che è il fiume di Mestre, e soprattutto una storia antica, una storia novecentesca con l'erezione del vecchio ospedale, e quindi dei passaggi per la storia di Mestre fondamentali e che la città ha vissuto, diciamo, volta per volta in maniera stratificata, come le vere città, dalla storia antica alla storia più contemporanea. E siamo qui con due, appunto, ricercatori storici. Abbiamo Roberto Stevanato del Centro Studi Storici di Mestre e Claudio Pasquale di Storia Mestre, che ci parlerà della parte più contemporanea, novecentesca della città. E facciamo qui un riassunto di quelle che sono state le ere dell'area dell'ex Umberto I. Io partirei dalla parte più antica, che Roberto Stevanato conosce molto molto bene. Roberto. Grazie, direi più che uno storico, un appassionato storico, dato che la mia professione è stata di tutt'altra natura. Sì, è un sito di strategico interesse culturale per questa città, è un sito perché per questo motivo deve essere rispettato e valorizzato in questi termini. Comprendiamo benissimo quali sono poi le leggi di mercato, le necessità economiche e quant'altro,
però diciamo che io credo sia possibile contemperare le diverse esigenze in un discorso armonico e che possa mettere un po' tutti d'accordo. Torniamo all'argomento. Questo è un sito importante, dobbiamo considerare nell'antichità come era organizzato questo sito. Questo sito era organizzato, ricompreso sostanzialmente fra due fiumi, uno a nord e uno a sud. Quello a nord che proprio lambisce il sito, che è il Marzenego, quello posto un po' più a sud, che era il Musone che ormai non esiste più perché è stato intercettato nel 1613 a Mirano ed è rimasto poi un fiumiciattolo, tanto che poi con le successive opere idrauliche sul vecchio alveo dismesso del Musone sono state fatte scorrere le acque del Marzenego, ed è quella che attualmente è il Rio delle Muneghe, chiamato Rio delle Muneghe del Marzenego. Quello era il tracciato dell'antico Musone. Ora, questi due fiumi quasi si toccavano, si incrociavano un po' più ad ovest, un po' a ovest di Piazzale Olimpia, e poi divergevano. Proprio sull'angolo ricompreso fra le divergenze dei due fiumi era ubicato il Castelvecchio. È ubicato questo territorio dove oggi ci troviamo. Quindi era un territorio che già di natura aveva delle difese naturali, perché i fiumi costituivano in antico delle difese naturali, ed erano questi angoli di terra che venivano utilizzati poi per costruirci delle fortificazioni, per costruirci delle residenze importanti, per costruirci dei castelli. Non abbiamo prove, ma abbiamo solamente delle indicazioni che qui potrebbe esserci stato un castrum romano nell'antichità, un castrum romano che potrebbe trovare conferma in alcuni reperti che sono venuti alla luce nella costruzione dell'ultimo padiglione dell'ospedale Umberto I. Purtroppo non c'è stata attenzione su questi scavi, per cui abbiamo semplicemente delle voci riportate, non abbiamo una documentazione, e questo è un peccato. Ma già questo ci conferma che qui sotto potrebbero trovarsi delle reperti estremamente interessanti sotto questa pavimentazione che noi calpestiamo. Peraltro anche confermato da Vladimiro Dorigo, ma riportato anche nelle primissime pubblicazioni del Centro Studi Storici, nell'ex casa delle Suore che abbiamo qui alle nostre spalle, ancora nelle parti semi-interrate si ritrovano degli archi, delle colonne dell'XI-XII secolo originali, e quindi diciamo sicuramente antecedenti al Castelnuovo, che è stato costruito poi nel 400 un po' più ad est, e probabilmente che confermano quindi ultime tracce residuali, almeno in vista attualmente, del Castelvecchio. Questo è un sito quindi importante. Noi siamo convinti che sotto questa pavimentazione, questo suolo che calpestiamo, se andiamo a scavare troviamo altri reperti, perché questo castello abbiamo diverse notizie storiche importanti, è stato coinvolto in tutta una serie di fatti d'arme, da Ezzelino da Romano alle truppe dei genovesi della guerra di Chioggia, e ha subito assedi, assalti, ed è riuscito sempre a resistere, diciamo, nonostante che poi sia stato abbandonato sotto la dominazione veneziana appunto nel 400, perché oramai strutturato in modo tale da non essere più difendibile rispetto ai nuovi mezzi d'arma, ai nuovi cannoni, e poi si trovava comunque in zona malarica, qui attorno a una zona abbastanza paludosa, una zona malarica, e quindi comprometteva anche la salute degli abitanti. Queste sono state le due motivazioni che hanno spinto i veneziani poi a concentrare, diciamo, l'attenzione nel Castelnuovo, costruendo la cinta muraria, congiungendo delle torri che peraltro già esistevano in quello che viene chiamato storicamente il Borgo di Mestre. Attualmente dove c'è il municipio, la torre civica di Mestre. Ritornando qui, è un sito particolarmente importante quindi dal punto di vista archeologico, e noi facciamo appello
alla nuova proprietà e all'amministrazione comunale e alla soprintendenza perché si tenga in dovuta considerazione questo luogo, che è un luogo importante, è il cuore della storia della città, ma è anche un luogo interessante dal punto di vista ambientale, perché proprio non essendoci stato costruito nulla in questo ambito, noi abbiamo un parco con delle piante, con delle essenze anche di pregio e potrebbe essere un bel polmone di verde per il centro città. Diciamo che potrebbe essere una riconsiderazione del Parco Ponci che alla fine degli anni 40 e primi anni 50 è stato brutalmente raso al suolo. Preserviamo almeno questo angolo di verde. Io credo che risistemato, ripulito, recuperando i vecchi padiglioni storici dell'ospedale e anche con le nuove costruzioni che potrebbero essere fatte là dove c'erano i padiglioni dell'ospedale attualmente abbattuti, potrebbe diventare un bel quartiere della città e potrebbe essere integrato nella città, una nuova urbanistica della città. L'ha dimostrato molto bene la Fondazione di Venezia con l'M9, in cui si sono recuperate parti storiche della città in un disegno armonioso, direi, con parti antiche della città, con un disegno armonioso con le parti nuove della città, cioè la struttura museale dell'M9 in coniugazione, diciamo, con il chiostro di Santa Maria delle Grazie. Ecco. E questo è il percorso che noi dobbiamo seguire, quindi non deve essere una negazione, non vuole essere una negazione, non vuole essere nemmeno un liberi tutti, deve essere, diciamo, un'urbanistica intelligente che recuperi il valore storico, archeologico, ambientale del sito in contemporanea con quelle che sono, in armonia con quelle che sono anche le esigenze del nuovo costruire e anche, perché no, gli impegni finanziari di chi su questa area ha investito. E adesso passerei a presentare la parte novecentesca dell'era, diciamo, di quest'area, che è quella appunto del vecchio ospedale che è stato inaugurato nel 1906. Abbiamo un secolo di storia, dal 1906 al 2008 quando è stato demolito, e questa parte di storia fa parte anche questa della storia della città di Mestre, in quanto l'ospedale è stato voluto ed edificato dal comune di Mestre prima di essere soppresso nel 1926, e quindi fa parte proprio della storia della nostra città, che in quel periodo, nel primo del Novecento, ha avuto uno sviluppo urbanistico notevole. Uno degli esperti, diciamo, di questa parte storica è Claudio Pasqual, ricercatore storico di Storia Mestre, che ha scritto molto, diciamo, su questo fotogramma della città. Claudio. Grazie e buongiorno. Allora, la data di nascita dell'ospedale Umberto I è una cifra tonda, in realtà è il 1900, quando il comune delibera l'istituzione di un ospedale a Mestre, individuando qui nell'area di Castelvecchio il sito per il nosocomio. Lo stanziamento è insufficiente, 30.000 lire, quindi si chiama in soccorso la munificenza privata. Che risponde in maniera considerevole, tanto è vero che nel 1936 si calcola che fossero 2 milioni e mezzo di lire la somma raccolta. Fondamentale nella fase iniziale è la figura di Pietro Berna, che i mestrini conoscono per via dell'omonimo istituto scolastico che ha fondato. Pietro Berna, farmacista, notabile locale, un cattolico fervente, più volte sindaco, una figura di primo piano della storia di Mestre, e non solo, anche della provincia di Venezia, che nel 1904 regola finalmente i conti con la proprietà del terreno, donando il terreno stesso al comune, fa erigere l'ospedale a ente morale, conferendogli personalità giuridica, e diventa quindi, anche per questi suoi meriti, nel 1906 il presidente del consiglio di amministrazione. Il primo padiglione, come diceva Monica, viene inaugurato nella prima del 1906 ed è il padiglione Pozzan, intitolato al medico primario Tullio Pozzan. Seguirà poi nel 1915, accompagnando la crescita della popolazione mestrina, che già in questa fase è piuttosto considerevole,
il padiglione Cecchini, che porta il nome di un altro benefattore, 100.000 lire la sua donazione per la costruzione del padiglione. Cesare Cecchini, imprenditore, già sindaco di Milano, assessore comunale. Subito dopo, immediatamente dopo la guerra, ecco il terzo padiglione, il padiglione Rina De Zottis, che impiega 7 anni per essere realizzato, ed è l'occasione per il primo episodio, il primo tentativo di chiusura di questo ospedale e di trasferimento dell'ospedale in altra sede. Deve ospitare il reparto sanatoriale e lo fa vicino al macello, che sta a poca distanza da qui. Il sindaco di allora, Paolino Piovesana, sindaco fascista, siamo nel 1924, medico anche lui e presidente dell'associazione antitubercolare, sostiene che è il caso di trasferire l'ospedale in altra sede. Avrebbe individuato già l'area in zona Villa Tivan, Borgo Pezzana, per motivi igienico-sanitari, ma non solo. Si prevede una crescita della città anche in quest'area e Piovesana teme un ospedale incapsulato in mezzo agli edifici, intrappolato fra le costruzioni, con problemi di tipo logistico organizzativo. Parte subito la polemica e una forte opposizione trasversale che prescinde dall'appartenenza politica. Ci sono ex democratici, ex socialisti, c'è il medico fascista Mareschi che crea un comitato contro il trasferimento e si oppone portando 2 ragioni. La prima è l'affezione di Mestrini per quest'opera che sentono come propria, che rappresenta un vanto per la città, e la seconda è il fatto che qui comunque c'è spazio per ampliare l'ospedale, come poi prevederà anche il piano regolatore Antonio Rosso del 1937, poi non approvato e quindi abortito. Cosa temono quelli del comitato? Che dietro ci sia un partito degli immobiliaristi che vuole speculare sulle aree. Ed effettivamente quando si va a votare e il provvedimento è bocciato da 24 consiglieri su 29, i 6 che hanno votato a favore sono o proprietari di terreni nell'area o tecnici o professionisti del ramo costruzioni, per esempio Domenico Tognolo, che ha costruito Mezza Mestre, realizzando per esempio il teatro e la galleria. In effetti dietro al progetto Piovesana c'è un'idea di città, un'idea moderna, capace di portare verso l'alto i valori immobiliari, tanto è vero che Piovesana, non direttamente ma attraverso un articolo anonimo, ma sicuramente da lui ispirato sul Gazzettino, polemizza con gli oppositori del trasferimento sostenendo che hanno negato a Mestre la possibilità di un grandioso futuro industriale e commerciale, no? Tacendo sul fatto che ormai Mestre è prossima ad essere aggregata a Venezia, insomma il suo destino è quello di periferia anonima, insomma dormitorio industriale. Fra le 2 guerre non si verificano grandi novità, resta il problema di un ospedale che risulta piccolo rispetto alle esigenze della sanità pubblica, sebbene supplita da Villa Salus o il Policlinico San Marco o la Villa delle Rose a Marghera, che sono nel frattempo sorte e sono operative. Il piano regolatore del 62, quello approvato, no? Quello prevede il trasferimento dell'ospedale, oltre la circonvallazione est, oltre Viale della Libertà, Viale Marti, scusate, della Libertà, Via Marti della Libertà. Però cosa succede? Succede un po' quello che è successo ai tempi del De Zottis, si approva il piano regolatore ma intanto viene costruito il padiglione nuovo su via Circonvallazione con l'ingresso nuovo, il pronto soccorso nel 62 e nel 66 si posa la prima pietra del cosiddetto monoblocco, quindi l'ospedale rimane qui, l'ospedale è salvo, Umberto I continua a funzionare. Sì, negli anni 70 si matura un po' in tutte le sedi, senza grandi perplessità, l'idea appunto del trasferimento dell'ospedale.
Viene individuata l'area, diciamo, nei terreni di Zelarino che stanno dove adesso c'è l'area Osciano. Però la faccenda si allunga molto. In realtà prima di Zelarino si era pensato di costruire l'ospedale in zona Carpenedo ed era stato chiamato a redigere il progetto il famoso architetto Carlo Monino, progetto che viene effettivamente presentato ma che viene accantonato, bocciato, perché l'area su cui dovrebbe insistere il nuovo ospedale è occupata in parte dall'ultimo lembo di un bosco planiziale, il Tinto. Si oppongono gli ambientalisti e Italia Nostra e il progetto va in fumo. Passano alcuni anni, si ritorna diciamo, al progetto di un nuovo ospedale, si individua appunto l'area di Zelarino, il comune acquista l'area per una cifra che supera i 3 miliardi e di nuovo tutto si blocca. E di nuovo le esigenze della sanità chiedono di potenziare le strutture. E quindi a fine anni 90 la storia si ripete, la storia Mestre è una realtà di ricorsi vichiani e la USL decide la costruzione del monoblocchino, il quale viene inaugurato nell'aprile del 2003 e Galan in sede di inaugurazione. Padoan, il presidente della USL, parla di periodo ponte. Galan, volendo parare le critiche che sicuramente ci sono state, dice ma vabbè, non sembri questa, diciamo, una spesa a fondo perduto. Sappiamo che fra 4 anni questo ospedale chiuderà, se ne aprirà uno nuovo, ma il Veneto vuole offrire ai suoi cittadini, ai cittadini italiani, una sanità di qualità, investe e non spende i soldi. Abbiamo fatto l'operazione con intelligenza. Galan si sbaglia soltanto di un anno, è incredibile, trattandosi di politici e amministratori, perché nel 2008 effettivamente è pronto l'Angelo e nel 2009 comincia la demolizione parziale, perché i padiglioni storici vengono conservati, dell'Umberto I. Dice che l'operazione è stata condotta con l'intelligenza. Il responsabile della demolizione dice che il monoblocchino è andato giù con estrema facilità. Perché? Perché non era di calcestruzzo. Quindi forse l'intelligenza dell'operazione è consistita proprio in questo. E siamo dunque giunti alla fine. È il giugno del 2008, chiude il pronto soccorso, l'ultimo reparto, entra in funzione l'ospedale dell'Angelo e qui si chiude la secolare, perché sono 102 anni, la secolare storia dell'Umberto I. E qui la storia si ferma perché, diciamo, come era nel 2008, ad eccezione del parcheggio, così è rimasta l'area. No, anzi è degradata perché i padiglioni stanno andando in rovina. All'inizio del Novecento Mestre si appresta a diventare, da un paesone che come era sempre stato, una città. Pensate che fra il 1901 e il 1921 la popolazione di Mestre raddoppia da 11.000 a 21.000 abitanti ed è l'aumento di popolazione più alto in tutta Italia. Diventando città, fra tanti altri servizi, che non aveva Mestre, ha bisogno anche di un ospedale che serva non soltanto Mestre ma anche il territorio circostante. E quindi proprio nel 1900, esattamente nel 1900, si decide di istituire un ospedale di creare un ospedale a Mestre, intitolandolo, perché siamo all'indomani dell'assassinio del re, Umberto I. E allo stesso modo Umberto I anche la Piazza Maggiore. I soldi che ho stanziati dal comune, 30.000 lire, non sono però sufficienti e quindi il sindaco Conte Jacopo Rossi pensa di lanciare una sottoscrizione creando un comitato esecutivo per la costituzione di un ospedale in Mestre, il quale raccoglie nel giro di
2 anni la somma di 50.000 lire attraverso rappresentazioni teatrali, pesche di beneficenza, sottoscrizioni, feste popolari e in altre forme. C'è un problema col proprietario del terreno individuato in quest'area di Castelvecchio, una questione di soldi, ma la generosità dei mestrini interviene di nuovo a risolvere la questione. Generosità grande perché Pietro Berna, sì, già sindaco, persona molto facoltosa, uomo molto conosciuto in città, acquista il terreno e lo dona al comune. E nel 1906 nasce l'ospedale, viene inaugurato l'ospedale precisamente il 16 aprile, con appunto l'apertura del padiglione Pozzan, che è il primo nucleo dell'ospedale Umberto I di Mestre. Allora ringraziamo Roberto Stevanato e Claudio Pasquale che ci hanno fatto fare un viaggio storico all'interno dell'area dell'ex Umberto I, che ha molti segni del passato, ma secondo noi forse anche qualche segno del futuro, nel senso che questa area potrebbe essere valorizzata anche per le future generazioni, e credo che la storia di Mestre è passata di qui in tutte le sue ere ed epoche storiche e potrebbe passare anche il futuro. L'auspicio è che ci sia ragionevolezza nell'utilizzo di quest'area. Ci sono tutte le motivazioni per queste ragioni che stiamo portando, ma ci sono anche, diciamo, tutte le consapevolezze di tutte le altre ragioni. Credo che una soluzione che contempli le diverse esigenze si possa sicuramente trovare con beneficio di chi ha investito su quest'area, ma anche con beneficio della città a cui quest'area storicamente e affettivamente appartiene. Chi mi ha preceduto ha detto tutto, io mi limito a ringraziare Monica e il comitato per l'opportunità che ha offerto a me a Storia Mestre di portare, diciamo, in questa occasione i risultati dell'impegno di ricerca storiografica dell'impegno civico della mia associazione. Grazie. Grazie. Siamo qui per fare una festa, ciao Annalisa, una festa di compleanno vera, e come tutte le feste di compleanno vere c'è la torta. Adesso la tagliamo e la offriamo a tutti, ovviamente una fettina. Non è possibile che l'amministrazione comunale non dica nulla delle parti di sua competenza. Sono seria anche se ho il cappellino in testa, però i nostri padiglioni stanno crollando e quella è una cosa triste. Noi vogliamo essere allegri lo stesso però, e speriamo che da questa festicciola, da questa festa burla, nasca un dialogo vero che fino adesso non c'è mai stato. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Lili, tanti auguri a te. Perché ci troviamo qui? Naturalmente non c'è bisogno di dirlo. Mestre ha un cuore, si legge nel manifesto che annunciava questo incontro, un cuore che probabilmente ha bisogno di un check-up cardiologico, mi verrebbe da dire, senza nessuna polemica, però pensavo al fatto che si dice spesso Venezia è unica, ed è vero, ma è unica anche Mestre e ha una storia unica.
soprattutto quella del Novecento, perché io credo che non ci sia mai stata, non c'è e probabilmente non ci sarà mai in Italia una città che ha attraversato il Novecento come l'ha attraversato Mestre. Mestre non ha vissuto il boom economico, è stata travolta dal boom economico. Non esiste una città in Italia che sia passata, o un'area urbana che in Italia sia passata da 20.000 a 200.000 abitanti nel giro di pochi decenni. E questo passaggio tempestoso lo si è visto poi nello sviluppo urbanistico che ha avuto questa città negli anni 50 e 60. Però altrettanto unica è probabilmente anche la possibilità che oggi ha Mestre di ripensare a se stesse, di darsi un'identità urbanistica e quindi poi anche sociale, culturale ed economica, ripensando, ed è questo un'altra unicità, ad un'area così grande che si trova nel centro dell'abitato di Mestre, come quella dell'ex Umberto I. Allora, avrei voluto iniziare in maniera un pochino diversa, ma vi chiedo di permettermi di fare un piccolissimo cenno a quello che ha detto il sindaco Brugnaro ieri in Consiglio Comunale. Non ci soffermeremo molto su questo, ma è giusto che ci esprimiamo perché il sindaco ha offeso pesantemente le persone che da anni si stanno occupando dell'ex Umberto I, dell'area dell'ex Umberto I, e quindi si stanno occupando della città di Mestre, perché l'ex Umberto I è il cuore di Mestre, come noi diciamo. Ecco, noi riteniamo che il sindaco abbia fatto una offesa ingiusta a dei cittadini che, nonostante l'assenza di risposte dell'amministrazione comunale e anche delle varie proprietà, perché comunque non hanno ancora presentato un progetto, non sappiamo ancora che cosa hanno intenzione di fare, stanno cercando appunto di dare delle risposte. Dicevo a Filippo proprio oggi che è surreale che a volte i giornalisti chiedano a noi che cosa sarà dell'Umberto I al comitato, e invece dovrebbe dirlo l'amministrazione. Oggi ci soffermiamo su uno dei motivi principali per cui è nato questo comitato. È nato perché noi crediamo che l'area dell'ex Umberto I abbia un valore fortemente identitario, fortemente storico, e infatti abbiamo con noi anche dei rappresentanti che diciamo da anni approfondiscono la storia di Mestre, come per esempio il Centro Studi Storici di Mestre. La novità che abbiamo è che abbiamo avuto un contatto, anzi un colloquio molto lungo con la soprintendenza archeologica di Venezia, e abbiamo espresso all'archeologo che in questo momento si sta occupando delle questioni archeologiche e storiche per Mestre, abbiamo espresso delle preoccupazioni. Però noi a distanza vogliamo anche comunicare con il gruppo lì che è proprietario, per dire che cosa da lì. Che questa porzione dell'area, che ha due destinazioni, una destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato e i padiglioni che hanno ben circa 8.000 metri quadri di spazi che potrebbero essere aperti alla pubblica amministrazione, alla scuola, aule studio, centri sociali, anche funzioni amministrative. Per esempio lo stesso Brugnaro aveva proposto il padiglione Cicchini, la ristrutturazione per la protezione civile, per esempio. Non se n'è più saputo niente, c'è uno stanziamento in bilancio che non si sa bene che fine abbia fatto, non ha più avuto seguito questa idea. In ogni caso sicuramente riporterebbe vita nel centro del centro di Mestre, e questo a vantaggio di tutta la città, del centro storico di Mestre, che potrebbe essere rivitalizzato. Voi pensate, molti di voi ricordano quando c'era il vecchio ospedale, migliaia di persone ogni giorno transitavano per quell'area, i pazienti erano dentro l'ospedale, i parenti, i medici, gli infermieri, gli impiegati amministrativi, c'era una vita eccezionale in questa zona della città. Se noi riapriamo i padiglioni, li riqualifichiamo, tra l'altro gli stessi padiglioni secondo noi hanno un valore storico identitario perché sono stati costruiti dal Comune di Mestre
per dare alla città di Mestre un ospedale che tra l'altro era un ospedale di mandamento. Lo stesso padiglione Cicchini è intitolato al sindaco di Chirignago. Ma perché? Perché il sindaco di Chirignago faceva parte dell'ospedale? Perché l'ospedale di Mestre serviva non solo Mestre ma tutte le zone limitrofe. È un luogo che ha una storia, i padiglioni sono novecenteschi, sono ancora belli e quindi possono essere recuperati sia per motivi di identità storica ma anche per essere restituiti ai cittadini. Quindi è un ospedale che è costruito con i soldi della società su un terreno della società civile. Dopo chiaramente è passato all'amministrazione pubblica, il comune che l'ha amministrato, eccetera. Però è giusto segnalare questo. Quindi diciamo che questo sito ha un interesse importante anche dal punto di vista sociale e affettivo. Mestre ha un'aspettativa per quest'area e quando dico Mestre non dico i soliti 4 gatti, che magari siamo anche noi e mi ci metto pure di mezzo, ma guardo anche dall'altra parte e vedo la sala piena questa sera e probabilmente ci sono tanti che avrebbero voluto venire ma che non hanno potuto venire. Io lo so, per esempio, c'è alcuni amici che hanno il Covid, io ma che non possiamo venire, mi hanno telefonato, mi dispiace, eccetera. Ecco, allora vuol dire che voi siete rappresentanti di una città, rappresentanti sensibili di una città che ha delle aspettative per quell'area. Con questo non significa che si vuole negare quelli che sono gli interessi economici legittimi. È chiaro che chi ha investito dei soldi vuole un ritorno economico. Va bene, ok, ci ragioniamo. Cerchiamo di contemperare quello che è il ritorno economico con quelle che sono le aspettative della città. Abbiamo un muro invalicabile, abbiamo è un buco pieno, diciamo così, ed è quello che noi potremmo, che io penso di poter chiamare un ulteriore saccheggio della città. Perché come quello che noi abbiamo avuto appunto tanti anni fa. Perché un saccheggio? Perché c'è la mancanza del coinvolgimento dei cittadini in un progetto di riqualificazione, di rigenerazione, perché noi abbiamo il diritto di poter dire la nostra, soprattutto per quanto riguarda le zone pubbliche, ma anche per dare, come diceva Monica prima, dei suggerimenti a ragion veduta, non delle cose basate su, come è stato detto purtroppo ieri, su principi che non stanno né in cielo né in terra. Questo non è vero. Però allora ci si deve fare qualche domanda. Sono passati 3 anni. Cosa è successo dei 3 anni da quando è stato presentato questo plastico? C'ero anch'io alla conferenza stampa in municipio a Mestre. Che cosa è successo? Cioè, a questo punto, siccome non c'è stato nessun accoglimento di qualsiasi tipo di richiesta, di spiegazioni, di coinvolgimento, bisogna cominciare a pensare male, perché pensare male non è bello, però qualche cosa deve venire fuori. Sono Sebastiano, faccio parte del laboratorio climatico Pandora, una realtà che ha preso vita quasi un anno fa ormai, che fra 11 giorni festeggerà un anno di occupazione, un anno di attività, e che di fronte al problema dell'Umberto I e al buco che c'è all'interno del nostro centro città ha deciso di agire. Insieme a tanti altri e tante altre giovani abbiamo deciso di metterci assieme. Io faccio parte anche di Fridays for Future Venezia Mestre, il gruppo di giovani che si attivano contro la crisi climatica, ma insieme a quella che era stata l'esperienza del laboratorio Loco in via Piave, che ha avuto la possibilità di tenere aperto uno degli altri ennesimi spazi abbandonati della città per 4 anni, dal 2014 al 2018, insieme agli studenti e alle studentesse del coordinamento studenti medi, che da anni si preoccupano di portare una voce critica all'interno delle scuole, all'interno della città, su quella la vita che degli studenti e delle studentesse si trovano costretti a vivere appunto in una situazione come quella che Mestre purtroppo da anni ci propone, di nulla e vuoto, non solo in centro città purtroppo, ma in generale. Insieme abbiamo deciso di fare una cosa molto semplice, a partire anche grazie alle discussioni che abbiamo fatto insieme ai comitati e non solo.
Siamo forse, citando Maria Laura prima, noi siamo quelli che sbraitano. Questo è poco ma sicuro. Abbiamo intenzione di continuare a vivere in questa città e non possiamo pensare che il dibattito che abbiamo di fronte sia solo un dibattito di opinioni o un dibattito su una diversa visione su quello che può essere il futuro di Mestre e di Venezia. Pensiamo che il dibattito riportato dal sindaco ieri lo testimoni, la questione sia un po' più grave. Ci sono degli interessi che non sono quelli della gente, non sono quelli delle persone, non sono quelli dei giovani, non sono quelli delle persone più in difficoltà, più deboli o più marginalizzate, che da troppo tempo continuano a essere messe costantemente in secondo piano, e dall'altra parte invece abbiamo una aristocrazia palazzinara che in qualsiasi forma, in qualsiasi dimensione, non solo sulla questione dello sviluppo della città, ma in qualsiasi altra forma e su qualsiasi altra cosa possono mettere le mani, basti pensare alla situazione attuale di ACTV piuttosto che mille altre, continua a speculare. Noi nel nostro comitato, come tutti sapete, abbiamo sempre puntato alla parte storica, che per noi è fondamentale, cioè quello rappresenta la storia di Mestre, quel sito, la storia della fondazione della città di Mestre e la storia di un secolo di ospedale dai primi del 1900 fino al 2008, e quindi una storia, un pezzo importante della storia della città che vogliamo salvaguardare per la memoria soprattutto, ma anche perché quel sito rappresenta proprio il centro della città. Ciao a tutti e a tutte. Io mi presento, sono Valentina e faccio parte del laboratorio climatico Pandora. Intanto ringrazio per questa assemblea, anche per l'idea appunto che è nata di creare una mostra anche per ricordare un po' cosa abbiamo davanti agli occhi, no? E cosa anche esiste nella nostra città, è esistito, e il fatto che ce ne si debba prendere cura tutte assieme. E nel momento in cui magari le amministrazioni si dimenticano un po' questo piccolo particolare, è una cosa importante che anche i cittadini e le cittadine riescano un po' a prendere in mano la situazione. Noi siamo i ragazzi di Pandora e che da un po' di tempo ormai, da novembre del 2022, abbiamo voluto ridare vita a uno degli stabili appunto appartenenti all'area dell'ex Umberto I. Si parla del CUP in questo caso. Arriviamo da un percorso un pochino più lungo in realtà, in cui già avevamo voluto dare vita all'ex galleria d'arte che c'era qua in via Piave con il percorso di Loco, perché appunto pensiamo che non è che l'ex CUP sia l'unico posto in questa città abbandonato, l'unico buco nero, ma ce ne sono un po' e negli anni abbiamo voluto un po' indicarne un paio, così, giusto per tenerli a mente. Da quando abbiamo voluto riaprire appunto il padiglione del CUP, abbiamo deciso di farlo vivere di tutte le necessità che come proprio gli stabili vengono abbandonati, tutte le necessità di cui la nostra amministrazione non si ricorda, ma ci sono, e sono molto spesso anche quelli di giovani e giovanissimi che attraversano la nostra città e che dovrebbero viverla, ma si vedono completamente dei muri davanti, delle porte in faccia. Abbiamo aperto le aule studio, stiamo facendo assemblee anche con i ragazzi di Fridays for Future, con il coordinamento studenti medi e con anche molte altre persone, facciamo presentazioni di libri, avevamo fatto una piccola mostra anche noi un po' di tempo fa, stiamo cercando di ridare vita a uno spazio che secondo noi non dovrebbe essere abbandonato come nessuno spazio, però stiamo facendo vedere quanto invece che stare là a parlare, a pensare cosa si potrebbe fare, basterebbe tante volte dare in mano ai cittadini i pezzi della loro città e forse saprebbero come occuparsene. Siamo in realtà molto felici di questa mostra e anzi volevamo contribuire anche noi con del materiale, perché negli anni abbiamo
abbiamo fotografato un po' sia come l'avevamo trovato quel posto, ma anche e soprattutto come è diventato grazie a pochi lavori che si sono riusciti a fare, però sono stati molto importanti. E vabbè, questo è un po' quello che ci sentivamo di dire per adesso, e comunque appunto ribadiamo che l'importanza di prendere parola in una città in cui magari molto spesso ci si dimentica di farlo è una cosa importante. Noi appunto forse rappresentiamo, in questo momento siamo in pochi qua in questa sala, però in realtà ci sono davvero tante persone, tanti giovani e giovanissimi che vogliono prendere parola e vogliono riuscire a decidere, a avere un ruolo all'interno della loro città. E questo penso sia sempre bene ribadirlo, essendo che molte volte ci si dimentica di questo piccolo particolare del fatto che i giovani avrebbero qualcosa da dire, ma molte volte non viene neanche posta la domanda, ecco. Per quanto riguarda l'ex Umberto I, anche noi ci siamo molto interessati di questa materia, perché per ognuno di noi molti sono nati lì, molte signore hanno partorito in quel posto, e ognuno di noi ha un pezzetto di cuore legato all'ex Umberto I. Io sono andata anche a intervistare i commercianti della zona, che sono esasperati e sono arrabbiati, sono veramente in condizioni in cui proprio non capiscono perché non si sia voluto fare niente in tutti questi anni, quantomeno si sarebbe potuto fare quell'inizio di rigenerazione puntando sulle cose che erano ancora bene comune. E così non si è fatto, si è persa sicuramente una grande occasione. In un territorio come quello del Comune di Venezia, che ingloba 2 città, perché sono 2 le città, c'è poco da fare, dove i cittadini non hanno un livello istituzionale di riferimento. I cittadini non hanno nessun punto di riferimento. L'unico punto di riferimento è l'autogestione della discussione, come fa il Comitato Ex Umberto I, su dei temi che tutti quanti possono vedere coi loro occhi. Questo è lo scopo di questo comitato, finché c'è ovviamente lo scopo dell'ex Umberto I, che è rappresentativo del non governo della città, o meglio del governo di interessi che non sono quelli dei cittadini e che sempre ci passano sopra la testa, e noi facciamo un po' di resistenza. Non so che cosa riusciremo a fare, ma comunque saremo sempre una spina nel fianco di chi vuole diciamo essere autoritario nei nostri confronti.